Assessore Santoro, valori e ricordi che restano. Sì, oggi abbiamo fatto due importanti commemorazioni. La prima a tutti i volontari dei Vigili del Fuoco che sono stati una grande forza di aiuto durante il terremoto, la seconda qui alla caserma per ricordare i ragazzi, gli alpini caduti sotto le macerie. Un momento molto toccante anche perché di solito siamo abituati a dire i numeri delle persone, quanti morti, quanti feriti, qui si è ricordato uno per uno, quasi che queste immagini rappresentate dei volti fossero per un momento riapparsi alla memoria di ciascuno. Alla presenza dei familiari abbiamo potuto ricordarli e ricordare con loro quanto in quel momento si è rafforzata l'identità del nostro Friuli al punto di diventare un esempio di pacificazione, di forza e di rinascita. A loro va questo nostro ricordo. Assessore Santoro, questa rinascita che ormai possiamo dire con la cinta muraria di Gemona e poche altre cose è ormai conclusa. Certo, ormai il prossimo anno penso che ai 40 anni il Friuli Venezia Giulia si presenti con un territorio totalmente ricostruito che appunto a quel punto può prendere veramente la distanza dai problemi concreti di ricostruzione per lasciarsi andare al ricordo delle persone che in quel momento hanno lasciato la loro vita.